Leggeremo in Giovanni capitolo 4. Evangelo secondo San Giovanni, capitolo 4. Leggeremo di questo incontro tra Gesù e una donna. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Gloria al nome del Signore. Inizio la lettura. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. E Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla da attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamar tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure
nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Alleluia, questo è un racconto descritto da Giovanni che descrive l'approccio, l'incontro tra Gesù e una donna. L'incontro con Gesù è qualcosa di fondamentale. Non possiamo delegare la nostra salvezza, il nostro bisogno spirituale alla religione. È importante fare un incontro personale con Gesù. Amen. Conoscerlo personalmente. Perché da quando incontri Gesù personalmente, la tua vita non è più la stessa. Alleluia. Puoi dire: mi sento una persona nuova. Alleluia. E come dice l'Apostolo Paolo, realizzi proprio quel verso che scrive l'Apostolo Paolo: ecco, tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è. Amen? Amen. Il vecchio è passato. Alleluia. E voglio dire grazie a Dio per il passato, che è passato. Ma da quando abbiamo incontrato Gesù ha iniziato una nuova vita per noi. Amen? E tutto è nuovo. Alleluia. Intanto, Gesù si incammina, decide di passare per la Samaria, giunge a questa città Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. E Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Qualcuno potrebbe dire: è stato il caso. Quella donna ha incontrato Gesù per caso. Io credo che il caso non esiste. Io credo che il Signore voglia incontrare le persone. Amen, alleluia. Credo a quello che è scritto nella parola di Dio. E nella parola di Dio è scritto che Egli desidera che tutti gli uomini siano salvati. Alleluia, grazie Gesù. E per incontrare quella donna fa un cammino, un lungo cammino. E si stanca e si riposa lì dove sapeva, secondo me, sapeva che avrebbe incontrato quella donna. Gloria a Dio, amen? Alleluia. Mi ha colpito questo che abbiamo letto, che Gesù, stanco del cammino, si riposò. Quante volte ci sentiamo stanchi del cammino? Non del cammino che facciamo a piedi, ma del cammino della vita. Quante volte abbiamo detto: sono stanco, non ce la faccio. E quante volte ci siamo confidati con Gesù nell'esprimere questo nostro bisogno, questo nostro pensiero, questo nostro sentimento dentro: Signore, sono stanco. Alleluia, se c'è qualcuno che può capirti, è Gesù. Perché tutto quello che tu puoi passare, puoi vivere come difficoltà, sappi che Lui
le ha vissute come uomo. Amen. Anche Gesù è stato stanco. Era stanco quando ha portato quella croce e poi lo fecero riposare chiamando un altro uomo, il Cireneo, per un periodo, per un tratto, a portare anche lui quella croce per far riposare Gesù. Poi la riprese Gesù la croce. Ed la stanchezza è qualcosa che Gesù comprende e si riposa in quel pozzo e incontra questa donna samaritana, la Samaria, di quei luoghi. E Gesù subito gli parla, perché Gesù vuole parlare a tutti. Ci crediamo? Gesù vuole parlare a tutti e ancora oggi sta parlando. Sta a noi ricevere, comprendere il messaggio di Cristo. Purtroppo è qualcosa che ho notato e mi provoca tanto dispiacere quando ho confidato anche a mia moglie. Quando parli di Gesù trovi tanta chiusura. E in fondo il messaggio che noi diamo agli altri è un messaggio che, se riflettiamo, è meraviglioso. Gesù ti ama. Credi in Gesù. Apri il tuo cuore a Gesù. Fratelli, quando ho parlato così a qualcuno, ho trovato chiusura. Una chiusura negli occhi, ma nel cuore soprattutto. Un rifiuto. Ti do un messaggio che ancora oggi è il messaggio che predichiamo. È un messaggio ancora valido, dura da secoli, ma ancora oggi è lo stesso messaggio capace di salvare vite. Amen, alleluia. Dio ha mandato il suo figliolo Gesù sulla croce. Amen. Dio si è fatto uomo. Alleluia. Ha preso il tuo posto, il mio posto. È andato in croce. Ha pagato per la legge. Ha pagato un prezzo che nessuno poteva pagare. Ci ha riconciliati con il Padre. Amen. Non è un bel messaggio questo? Tu e Dio possiamo andare a Dio, Padre, nel nome di Gesù, perché non ci è stato dato nessun altro nome se non il nome di Gesù. Sulla terra, nel cielo, sottoterra, non c'è nessun altro nome che il nome di Gesù. E il messaggio è anche questo: non c'è nessun altro mediatore fra Dio e l'uomo se non Cristo Gesù. È l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Colui che fa da ponte. Gli uomini chiamano un uomo pontefice. Noi diciamo che il vero pontefice è Cristo Gesù. Amen. Amen? Alleluia, perché è biblico, perché è verità. Non è un'invenzione che noi predichiamo, è la parola di Dio. Amen? Alleluia. Quella donna aveva bisogno di ricevere salvezza. Era una donna che aveva sofferto molto. Dice: come fai a dire che aveva sofferto molto? Quando Gesù gli dice: chiama tuo marito, è perché conosce la persona. Gesù sa dove vuole arrivare. Signore, ma io non ho marito. Dici bene, hai detto la verità in questo. Hai avuto 5 mariti. E quello che è ora non è neanche tuo marito. Era una donna che andava alla ricerca della felicità sentimentale, probabilmente. Ma non la si trova cambiando sempre marito, perché non è l'uomo che ti dà felicità. Chi ti dà felicità è Gesù. Amen. E Gesù conosceva il bisogno interiore di quella donna. Prendendo lo spunto dell'acqua, voleva far capire che l'uomo ha bisogno di qualcosa che lo soddisfi.
E la sete è un bisogno primario, così come la fame. Sono bisogni primari che l'uomo deve soddisfare. Non possiamo fare a meno di bere. Forse di mangiare per qualche tempo sì, ma di bere, dammi da bere. Ma tu parli con me? Sì. Ma io sono samaritano e tu sei giudeo. Forse l'aveva riconosciuta come erano vestiti, i colori dell'epoca rappresentavano anche la nazione da dove si proveniva, non lo so, ma quella donna riconobbe che Gesù era ebreo. E i giudei non hanno rapporti con i samaritani, storicamente, è storia. Siamo sempre stati in conflitto, ma Dio non vuole il conflitto con l'uomo. Dio vuole pace con l'uomo. L'uomo entra in conflitto anche con Dio, con tutti e persino con Dio. Ma Dio vuole la pace con tutti, tra gli uomini, e vuole la pace tra Lui che è il creatore e la sua creatura. Amen, alleluia, grazie Gesù. Alleluia, amen. E tu chiedi da bere a me? Se tu conoscessi chi sono, se tu conoscessi il dono di Dio, tu stessa mi domanderesti a me dell'acqua e io ti darei dell'acqua, ma dell'acqua viva. E dell'acqua che io ti darò farà in modo quest'acqua che tu non avrai mai più sete. È un ragionamento spirituale. Comprendiamo? Se tu domandi a me dell'acqua, io ti do dell'acqua. Ma dell'acqua che io ti do, tu non avrai mai più sete. Dammi di quest'acqua, sì. Ma come? Io non vedo che tu hai un pozzo, acqua secca. Da dove la prendi quest'acqua? Sei tu più grande del nostro padre Giacobbe? Possiamo dare una risposta? Sì. Gesù è il più grande. Giacobbe chi era? Un uomo. Patriarca. Amen. Dio si è usato di Giacobbe. Da Giacobbe è diventato Israele. Amen. Ma tutto viene da lui. Sei più grande di Giacobbe? Sì. Gesù è il più grande. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia. Se tu conoscessi il dono di Dio, molti non conoscono il dono di Dio. Perché se veramente conoscessimo il dono di Dio, non ci comporteremmo a volte come non cristiani. Amen. Siete d'accordo? Grazie per l'amen. Se veramente conoscessimo il dono di Dio, saremmo qui nella casa del Signore, con un cuore totalmente aperto, Alleluia. invocando e benedicendo il suo nome, Amen, alleluia. senza limiti di tempo. Amen. Amen. Se veramente conoscessimo il dono di Dio, non avremmo paura né dell'oggi né del domani. Alleluia. Siete d'accordo? Amen. Il dono di Dio. Dio ci ha fatto un dono. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, Alleluia. affinché chiunque creda in Lui, nel suo figliuolo, non perisca, ma abbia vita eterna. Alleluia. Amen. Questo è il dono di Dio, il suo figliuolo Alleluia. che ci dà vita eterna. Amen. Amen. Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non venga sempre qui ad attingere acqua da questo pozzo. Gloria al Signore, dammi di quest'acqua. Vogliamo dire in questa mattina, Signore, dammi di quest'acqua viva, Amen. affinché io non abbia sempre sete
È quella sete che mi fa sempre desiderare le cose che non mi soddisferanno mai. Ma io dico, ma un credente può vivere in questo mondo? La fede. Cercare cose che mai ti soddisferanno. Hai conosciuto Cristo, la verità. Applicati a conoscerlo di più. Innamorati di Gesù, della sua persona. Innamoriamoci di Cristo Gesù, fratelli. Amen. Amen. Della sua bontà, Amen. della sua capacità di perdonarci sempre, della sua capacità di accoglierci. Amen. Alleluia. Se non siamo innamorati del Signore, ci stancheremo. Perché arriveremo al punto da dire, è sempre le stesse cose, ascoltiamo. A che serve servire il Signore se poi tutto mi va contro? Lo dici perché non sei innamorato di Gesù, non l'hai conosciuto. Dio ci dia grazie di conoscere il dono di Dio. Amen. Alleluia. Questa donna, quando comprende chi ha davanti, fa una cosa. Lascia il secchio che aveva riempito d'acqua e va a chiamare altre persone. Oh, venite! Ho conosciuto un uomo che ha detto tutto quanto della mia vita, sa tutto di me. Non potrebbe essere lui il Cristo. Venite! Sì, perché quando incontri il Signore non puoi tenerti questa gioia, questa esperienza solo per te. Siete d'accordo? Amen. Anche tu devi andare a parlare agli altri Alleluia. del fatto che hai incontrato una persona meravigliosa. Alleluia. Ho incontrato Gesù. No, non devi dire che hai cambiato religione. È sbagliato. La religione, pura e semplice, è scritto nella parola, è soccorrere i bisognosi e le vedove. La religione non salva. La salvezza viene dai giudei. Abbiamo ascoltato, vero? Dalla lettura. L'ora viene, dice Gesù, che non adorerete il Signore, anzi è già venuta l'ora, che né su questo monte o in un altro luogo si adorerà il Signore, perché il Padre, Dio, ricerca veri adoratori. Amen. Alleluia. Comprendiamo ciò che dice il Signore. Il Padre cerca veri adoratori, non ipocriti, veri adoratori. Dio è spirito. Ma io non vedo Dio, come posso credere? Ci parlo, ma con chi devo parlare? Dio è spirito, non lo puoi vedere. Puoi vedere lo spirito? No. Dio è spirito. Ma i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Che profondo questo verso. I veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Cosa vuol dire in spirito? Adorare Dio in spirito. Non c'è. Ma Dio ci ha dato dono di uno spirito. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Non vuol dire che Lui assomiglia a noi e noi assomigliamo a Lui fisicamente, somaticamente. Dio è Padre, Dio è Figlio, Dio è Spirito Santo. È vero? E ha creato l'uomo
a sua immagine e somiglianza nel corpo, nell'animo e nello spirito. Alleluia. Ci ha dato un corpo, ci ha dato un'anima e ci ha dato uno spirito. Alleluia. Con il tuo spirito incontra lo spirito di Dio. Alleluia. Amen. Amen. L'anima è la parte istintiva, animale. L'animale vive per istinto, è vero? Ha degli istinti da soddisfare ad ogni costo, non ha ragione, raziocinio, ma Dio ci ha dato il pensiero, la capacità del pensiero, di poter cercare il suo spirito. Amen. Amen. Ecco che c'è l'incontro. Non è un incontro fisico, è un incontro spirituale. Alleluia. E dopo aver sentito la presenza di Dio, puoi dire: Dio c'è. Alleluia. Sono certo che Egli è qui. Amen. Lui è in mezzo a noi, amen. Non lo vedo, ma Dio c'è. Alleluia. Si fa sentire nella mia vita, lo sento dentro di me, Egli vive. Amen. 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 E quando ascolti la sua parola, quella parola che è spirito e vita, produce vita in te. Alleluia. Amen? Ti dà vita, una vita spirituale. Alleluia. Gloria a Dio. Vedete, questo incontro, questo approccio di Gesù può essere anche un manuale per chi desidera evangelizzare. In fondo Gesù evangelizza quella donna, sfrutta l'opportunità, l'approccio. Vedete com'è tenero, gentile. Dio ci dia grazia di imparare da Lui. Amen. Vogliamo imparare da Lui ogni cosa, a servire Dio. Vogliamo imparare da Lui a pregare. Amen. Vogliamo imparare da Lui ad amare. Vogliamo imparare da Lui a perdonare. Vogliamo imparare da Lui anche a predicare. In fondo ha predicato Gesù a quella donna, non ad una folla, ad una singola persona. Vedete, per il Signore non sono importanti solo i grandi numeri, ma è scritto che c'è festa in cielo quando un peccatore si ravvede. Alleluia. Per un solo peccatore, per un'anima sola, Gesù ha compiuto quella strada, si era stancato e si era riposato, ma aveva un obiettivo: quella donna doveva ricevere salvezza. Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo.